Amici telespettatori, un saluto a tutti quanti voi e benvenuti alla prima puntata di Miss in Onda. Sì, è la prima, ci siamo visti la scorsa settimana con Miss Telefriuli, ma come avevamo annunciato da questa sera parte il percorso di Miss in Onda che ci accompagnerà tutti i venerdì fino alla finale regionale di Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia che faremo qui negli studi Telefriuli e poi ovviamente in attesa della finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia. Ovviamente Miss in Onda abbinato, come vedete alle mie spalle, al concorso di Miss Italia 83esima edizione. Bene, come dico sempre io da 83 anni, le uniche grandi protagoniste di questo concorso sono loro, le nostre concorrenti, e quindi andiamo subito a vederle in una prima uscita. Sigla, a voi! Ovviamente agli operatori di fare questo passaggio su tutte le nostre concorrenti. 12 ragazze candidate al titolo di Miss in Onda che offrirà la possibilità alle prime 3 concorrenti di accedere direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Si presenteranno prima con il loro abito, poi con il body ufficiale del concorso e poi, io non voglio svelarvi nulla perché stiamo sistemando qualcosa per offrirvi una puntata davvero straordinaria, con ospiti, con collegamenti, non vi dico nulla, vi dico solo state con noi sino al termine. E adesso facciamo rientrare le ragazze in camerino perché andiamo a conoscerle una a una. Nella prima uscita potete rientrare, sì, potete rientrare assolutamente. Si presenteranno loro, quindi avremo anche la possibilità di conoscerle da vicino, mentre nella seconda parte le andrò a presentare io. Ovviamente ringrazio lo staff di Telefriuli fin da subito, Chiara Miscoria che è qui di fronte a me alla telecamera, Francesco Snidero che è in regia insieme al nostro regista Gian Domenico Ricci. Facciamo un applauso per loro, ovviamente, che lo meritano. Bene, io a questo punto mi metto da questa parte perché andiamo a conoscere le concorrenti. La nostra giuria è qui posizionata che poi ovviamente andremo a conoscere. Concorrente numero 1, sei pronta? Eccola qui. Concorrente numero 1 è lei che apre ufficialmente la selezione di Miss in Onda. A te il microfono, vai. Tutti, mi chiamo Alice, ho 19 anni e vengo da Trieste. Nella vita sto concludendo i miei studi al liceo linguistico, infatti prossima settimana avrò l'orale di maturità e nel tempo libero studio canto e pianoforte. Molto bene. Alice, concorrente numero 1. Io gli dico agli amici del pubblico, io cito molte volte il numero di gara perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le nostre concorrenti, quindi il numero di gara è un fattore molto importante. Poi ovviamente le conosciamo con le loro viva voce e si presenteranno. Concorrente numero 1, Alice. E arriva la numero 2. A te il microfono. Buonasera a tutti, io sono Katrin, ho 20 anni e vengo da Lauzacco e nella vita studio medicina. Molto bene. Concorrente numero 2, Katrin. In questa prima presentazione così conosciamo anche le loro passioni, il loro hobby, quello che fanno nella vita. Katrin. Molto bene, e ovviamente dopo la concorrente numero 2 c'è la numero 3. Prego. A te il microfono. Buonasera, sono Chiara Alfarano, 22 anni, vengo da Brindisi e nella vita lavoro attualmente alla Fiorintagli. Il mio sogno nel cassetto è quello di entrare a far parte dell'Interforze e in particolare diventare maresciallo dell'esercito. Idee chiarissime. Concorrente numero 3, Chiara. Brindisi però vive a Sacile. Chiara concorre con il numero 3. Chiara, concorrente numero 3. Andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 4. A te. Buonasera a tutti, sono Caterina, ho 22 anni, vengo da Monfalcone
e nella vita sono un'operatrice sociosanitaria. Hai detto tutto. Vai Caterina. Caterina concorre con il numero 4. Molto bene. Concorrente numero 4, Caterina. Andiamo con la prossima. Lei è la numero 5. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessia, ho 21 anni, studio Scienze Umanistiche per la Comunicazione a Milano, dove lavoro anche come modella. Molto bene. Concorrente numero 5, Alessia. Ovviamente alterneremo le sfilate a momenti di spettacolo e poi avremo un ospite attraverso una telefonata, ma non vi svelo ancora nulla. Avremo un collegamento particolare, abbiamo poi un'altra ospite che è tra i giurati, che è la nostra Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia, insomma abbiamo tante cose da vedere, però abbiamo degli amici che ci seguono in tanti eventi e con noi Club Diamante FVG. Marisa Benes. Buonasera Marisa. A te il microfono, Club Diamante FVG. Buonasera vuol dire a tutti. ballo importante, ballo che fa spettacolo. Si tratta di danza sportiva, infatti, e grazie a questo termine, diciamo a questa attività, abbiamo potuto anche continuare durante il lockdown abbastanza bene, e quindi i nostri ragazzi sono atleti, appartengono alla Federazione Italiana Danza Sportiva, che ha dislocato insomma nelle varie regioni i comitati regionali e tante società sportive come la nostra. La nostra Club Diamante è stata fondata 44 anni fa quest'anno. Quindi insomma una grande esperienza, le generazioni cambiano, arrivano sempre ragazzi nuovi, bambini che poi noi portiamo fino alla giovinezza e qualcuno anche di più. Oggi abbiamo qui una coppia di Trieste, loro vengono da Trieste, sono Emanuele e Yasmine e ci presentano come primo intervento una dolcissima rumba. Pronti con Club Diamante FVG. A voi. Liberian girl, you came and you changed my world. A love so brand new. Liberian girl, you came and you changed me, girl. A feeling so true. Liberian girl, you know that you came and you changed my world. Just like in the movies. Two lovers in a scene, and she says, do you love me? And he says so honestly, I love you, Liberia. Precious than any pearl, your love so complete. Liberian girl, you kiss me then ooh the world, you do this to me. Liberian girl, you know that you can't.
Bravissimi! Club Diamante FVG, grazie, li rivedremo anche più tardi. Ma io a questo punto mi sposterei ancora da questa parte. Andiamo avanti con la presentazione delle nostre Miss. Abbiamo visto le prime 6 concorrenti con il loro abito, che hanno l'abito con il quale hanno deciso di sfilare. Adesso io andrei avanti con le prossime. C'è la concorrente numero 7 che credo arrivi già armata di microfono. Molto bene, buonasera. Ciao a tutti, sono Teresa, ho 22 anni, vengo da Gorizia. Sono una studentessa universitaria, studio psicologia a Trieste e sono insegnante di ginnastica ritmica. Hai detto tutto? Grazie. Concorrente numero 7, Teresa. Teresa, concorrente numero 7. E andiamo con la prossima, concorrente numero 8. Vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Jennifer, ho 17 anni, vengo da un piccolo paesino in provincia di Pordenone, Vito d'Asio, e studio presso il Liceo delle Scienze Umane a Udine. Molto bene. Jennifer, concorrente numero 8. Molto bene, grazie anche a Jennifer, numero 8. E siamo pronti perché la prossima concorrente è la pubblicità. Fra qualche minuto ritorniamo, state qui con noi perché abbiamo altre sorprese. Miss in Onda continua fra qualche minuto, pubblicità. E siamo sempre qui con Miss in Onda. Stiamo conoscendo le concorrenti al titolo di Miss in Onda, ovviamente valido per Miss Italia. Le stiamo vedendo sfilare con l'abito elegante con il quale loro hanno deciso di presentarsi, e quindi andiamo avanti e andiamo a conoscere la concorrente numero 9, perché eravamo arrivati alla numero 8. Eccola qui la numero 9. Buonasera a te. Sì, mi chiamo Francesca Vielle, ho 18 anni e vengo da Udine. Nella vita ho appena terminato gli studi presso il Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Udine. Grazie, concorrente numero 9, lei è Francesca. Io lo dico sempre che ricordiamo molte volte il numero, lo diciamo perché è importante, perché la giuria è l'unico modo che ha per riconoscere ragazze ed è anche il modo più semplice, più efficace e veloce con il numero. Quindi, concorrente numero 9, lei è Francesca. Molto bene. Conosciamo quindi la concorrente numero 10. Ciao, buonasera. Salve a tutti, sono Alessia Micconi, ho 21 anni, vivo a Maiano e studio legge. Perfetto. Alessia, numero 10. Alessia, concorrente numero 10. E andiamo a conoscere la concorrente numero 11. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara, ho 19 anni e vengo da Trieste. Nella vita studio contabilità e pratico il canottaggio.
Adesso prima le ragazze le abbiamo viste in una prima uscita dove si sono presentate loro. Siamo poi pronti per la concorrente numero 3, lei è Chiara. Chiara ha 22 anni, arriva da Brindisi, però abita a Sacile, lavora a Sacile, il suo sogno è quello di entrare nelle forze armate, vorrebbe fare precisamente il maresciallo. Chiara, concorrente numero 3. E dopo Chiara abbiamo Caterina. Caterina concorre con il numero 4, ha 22 anni, arriva da Monfalcone, quindi dalla provincia di Gorizia, fa l'operatrice sociosanitaria. Molto bene anche Caterina, con il numero 4. E andiamo con Alessia, concorrente numero 5. 21 anni, di Udine, studentessa universitaria in Scienze Umanistiche per la Comunicazione, fa anche la modella. Concorrente numero 5. Molto bene anche Alessia, ricordiamo concorre con il numero 5 e lascia spazio alla concorrente numero 6, lei è Micaela. Micaela ha 19 anni, arriva da Flaibano, quindi dalla provincia di Udine, studentessa all'Istituto Tecnico Commerciale, studierà pubbliche relazioni. Grazie anche a Micaela. E andiamo con la prossima, la concorrente numero 7. Lei è Teresa. Ha 22 anni, arriva da Gorizia, studentessa di psicologia. Concorre con il numero 7. Quindi andiamo con Jennifer, concorrente numero 8. Jennifer ha 17 anni, arriva da Vito d'Asio, dalla provincia di Pordenone, studentessa al liceo delle scienze umane. Dico ovviamente, mi piace anche quando presentiamo queste serate raccontare alcune cose del regolamento. Il regolamento di Miss Italia prevede la partecipazione delle ragazze dai 18 a 30 anni, lei può partecipare a 17 perché ne compierà 18 entro il 18 settembre, questa è la data ultima nel quale si può compiere la maggiore età per quest'anno. Andiamo con la prossima? La numero 9 è pronta, Francesca. Francesca ha 18 anni e arriva da Udine. Diplomata al liceo scientifico. Molte di queste ragazze hanno terminato proprio gli esami di maturità da pochi giorni o alcune li stanno ultimando. Concorrente numero 9, Francesca. E dopo il numero 9 c'è il numero 10 e con il numero 10 abbiamo Alessia. Alessia ha 21 anni, arriva da Maiano, quindi dalla provincia di Udine. Studentessa di legge, futuro avvocato quindi. Magistrato, chissà, ha tante possibilità. Alessia concorre con il numero 10. E poi abbiamo la numero 11 che è Sara. Sara ha 19 anni, arriva da Trieste, studentessa in contabilità. Numero 11, Sara. E poi abbiamo la numero 12 che è Eva.
Eva ha 23 anni, arriva da Portogruaro, quindi dalla provincia di Venezia, e fa l'estetista. Eva, concorrente numero 12. Bene, ecco, mi piace questo applauso. Io vorrei chiedere, siamo in diretta, Paola Rizzotti, la nostra patron a livello regionale, agenzia modashow.it, chiedo, ma potremmo far tornare fuori tutte le ragazze schierate per un bel applauso, visto che abbiamo ancora qualche minuto? Mi piacerebbe averle qui alle mie spalle. Intanto che loro si preparano, io voglio ringraziare gli amici di Rocchetta, Miluna Gioielli, Chissimo Biancaluna, Givova, nuovo partner Miss Italia, e Rea Academy. Facciamo un applauso anche per loro. Grazie, eccole qui, tutte insieme. Poi schieratevi pure, venite, venite. Non era prevista, questa non è stata fatta in prova, però visto che abbiamo qualche minuto, a me piacerebbe rivederle ancora una volta. Guardate, io mi metto da questa parte in modo che lascio spazio a voi e facciamo un bel applauso per tutte loro. E anche loro fanno l'applauso ai signori della giuria e ovviamente al pubblico che ci guarda da casa. Così la giuria ha anche l'opportunità di rivederle ancora una volta tutte insieme. Intanto vedo che la regia ha fatto uscire proprio l'informazione che se volete iscrivervi a Miss Italia dovete avere tra i 18 e i 30 anni. Ovviamente abbiamo detto, se ne avete 17 dovete farne 18 entro il 18 di settembre. Andate sul sito www.missitalia.it, l'iscrizione ovviamente è totalmente gratuita e anche voi potrete essere tra le protagoniste delle prossime puntate di Miss in Onda e magari, perché no, anche in alcune tappe che organizzeremo delle piazze e in tante location dove sicuramente Telefriuli ci verrà a trovare. Altra cosa che voglio ricordare importante, questa sera 3 di queste ragazze accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Quindi, per diventare Miss Italia e vincere questa bellissima corona, qual è il percorso? Partecipare a una selezione come quella di questa sera, vincerla, in questo caso arrivare tra le prime 3, partecipare alle finali regionali che sono più di una, per poi terminare il 3 settembre con la finale di Miss Friuli Venezia Giulia al Centro Congressi Fursal di Lignano Riviera. La vincitrice di ogni finale regionale andrà alle prefinali nazionali, quello che è accaduto un po' alla nostra Sofia che abbiamo qui con noi. Quindi ragazze, fate voi un applauso agli amici che ci seguono da casa. E noi con questi sorrisi e questo applauso andiamo in pubblicità e poi un ospite collegato al telefono con noi. Rimanete con noi, un po' di pubblicità. Miss in Onda. E ritorniamo in studio per questa prima puntata di Miss in Onda. Dopo la scorsa settimana Miss Telefriuli, ecco che inizia questo percorso su Telefriuli dedicato a Miss in Onda. Alle mie spalle ci sono le 12 bellissime candidate al titolo, 3 di loro accederanno alle finali regionali e al telefono con noi c'è la nostra patron, care ragazze, per questo vi ho chiesto di stare qui sul palco, Patrizia Mirigliani. Buonasera Patrizia. Ciao Michele, ciao buonasera a tutti. Ciao, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, gentilissima come sempre. È un piacere. Senti, ci diamo del tu con Patrizia, l'ho già detto, insomma sarei con l'ospite, il presentatore dovrebbe darsi del lei, però mi sentirei troppo falso Patrizia. Beh, ok? no, Quindi... no, dobbiamo darci del tu. Senti Patrizia, io ho qui 12 bellissime ragazze molto tese, perché Miss Italia è questo, 83 anni di questo concorso straordinario che tu, dopo il papà, conduci in maniera magnifica, con grinta, con determinazione. Cosa sta succedendo in questa 83esima edizione, Patrizia? Cosa ci puoi raccontare? Allora, di rivoluzioni Miss Italia ne ha fatte tantissime. Ogni anno è stato un cambiamento. Lo sappiamo tutti, lo sapete voi che siete anche i nostri agenti, anzi voglio salutare anche Paola perché è bravissima, poi parleremo anche di questo. Fra un po' ci raggiungerà, Ecco. Il cambiamento quest'anno è raccontare ancora di più quali sono i valori della bellezza. Perché la bellezza di sé è un valore, ma la bellezza ha tanti valori che noi vogliamo raccontare. Tra l'altro adesso Patrizia, la regia ci aiuterà perché sono sicuro, eccolo qui, è uscito quel manifesto che è proprio un'assoluta novità. Ci sei tu fotografata con
quella ragazza straordinaria che è Zeudi Di Palma, alla quale io farei un applauso, perché Miss Italia, le Miss Italia sono sempre brave e belle, ma Zeudi è veramente una ragazza splendida, non solo ovviamente per la sua bellezza, ma come persona. Quindi complimenti ancora una volta, Miss Italia ha individuato la persona giusta per il momento forse che stiamo passando. E abbiamo questo manifesto con l'immagine in bianco e nero tua e di Zeudi con la bellezza dei valori. Questo nuovo claim. Perché, Patrizia, hai sentito l'esigenza di lanciare questo claim? Perché non dobbiamo più parlare solo di bellezza, ma dobbiamo parlare anche dei valori della bellezza. Quindi noi dobbiamo raccontare delle donne che sono, rispetto forse a tantissimi anni fa, più consapevoli, più preparate, più attente all'ambiente, che abbiano rispetto. Oggi è molto importante il rispetto per l'ambiente, perché tu vedi che disastri stanno succedendo. Sì. Quindi una sensibilizzazione ai valori della bellezza. E in tutto questo claim che noi useremo d'ora in poi è racchiuso proprio quello che noi diciamo, e tra questi valori è importante il valore delle regioni italiane, che sono quelle che poi mandano in onda le selezioni e raccontano la loro storia. E questo è un altro pezzo d'Italia che piace molto. Allora, Patrizia, io mi permetto io non ho detto nulla mentre abbiamo iniziato la trasmissione, non avevo anticipato la tua presenza, perché ovviamente io ti ringrazio perché hai trovato il tempo da dedicarci questa sera, e quindi sai che quando c'è di mezzo la tecnologia io sono un po' all'antica, mi fido poco. Io quando ho gli ospiti via telefono, via Skype, preferisco sempre fare il servizio e poi annunciarlo. Però io ti annuncio una cosa, Patrizia, tu lo sai già, ma lo dico a te, lo dico ai nostri telespettatori. Abbiamo fatto prima una prova, in prova ha funzionato. Questa sera ci collegheremo con gli amici della Sicilia, perché in questo momento in Sicilia si sta svolgendo una selezione di Miss Italia, e faremo questo collegamento dallo studio di Telefriuli con una località vicino a Noto in Sicilia. Quindi questa è la bellezza dei valori, i valori anche trasferiti in quello che è il nostro paese, l'Italia, perché anche la bellezza. Esatto. Quindi, questo collegamento è un'idea grandiosa che io spero che venga veramente ripetuto, perché in questo momento in Italia si stanno svolgendo quasi ogni giorno le selezioni, che dovrebbero essere intorno a 400, che sono un porta a porta della bellezza, nel senso che arriviamo anche nelle località più sperdute, per raccontare la bellezza dell'Italia, la bellezza delle nostre ragazze e i valori che portano con sé. Quindi io non lo so se siamo già collegati per salutare la gente, ancora no. No, oddio, guarda, facciamo così, Patrizia, intanto che io chiacchiero con te, chiedo alla regia se riescono a metterci in collegamento anche con Antonello Consiglio. Vediamo se ce la facciamo. Intanto io, Patrizia, attendo notizie dalla regia. Siamo in diretta, io lo dico agli ospiti. Ragazze, stiamo improvvisando tutto, e anche il pubblico che è a casa. Stiamo veramente cercando di fare anche questo. Quindi avviso Gian Domenico Ricci, si riesce a collegarti con Antonello Consiglio. Invece, Patrizia, io è una cosa che ne approfitto di chiederti di persona. Io lo dico sempre quando ho il piacere di presentare l'onore serate di Miss Italia. Miss Italia in questi ultimi 3 anni ha vissuto quello che forse non ha vissuto negli 83 anni di storia. Ricordo il 2019, quella straordinaria finale in diretta su Rai 1, il 2020 è arrivato quello che è arrivato, ma tu con caparbietà hai comunque deciso che, seppur con una formula diversa attraverso i video, quindi una giuria tecnica, sei riuscita a eleggere la Miss Italia nel 2020, e quest'anno nel 2021 comunque tra difficoltà Zeudi è stata eletta. Io ti chiedo come hai vissuto queste 3 elezioni del concorso, vissute in maniera completamente diversa una dall'altra, quindi con emozioni, tensioni, situazioni che si sono venute a creare. Guarda, con tante tensioni e con tante emozioni, come dici, come tutti gli imprenditori è cambiato il mondo per noi tutti. Sì, è vero. E ci siamo dovuti adeguare in un primo momento e poi abbiamo dovuto trovare soluzioni diverse. E gli italiani in questo sono bravi anche a trovare le alternative, come avete fatto d'altra parte anche voi, nel modificare anche le modalità delle serate per poter inserire anche nel piccolo schermo, se vogliamo definirlo così, questa Miss Italia e dandole la sua grande visibilità. Per cui ci siamo dati tutti da fare
Purtroppo non siamo fuori dal periodo d'emergenza, però siamo fiduciosi che questa Italia possa ripartire anche con Miss Italia. Certo. E questo è l'auspicio che facciamo tutti. Patrizia, io vedo se dal backstage ci può raggiungere Paola Rizzotti. Intanto so che la regia si sta mettendo in contatto con Antonello Consiglio. Paola, ci puoi raggiungere? So che è impegnatissima nel backstage, anche se abbiamo tutte le ragazze intorno a noi. Paola Rizzotti, eccola Paola! Ecco il microfono, Paola. eccola Paola, il microfono c'è l'anello, prego. Paola! Buonasera, ciao Patrizia. Ciao, eccomi qua. Ciao. Allora, la novità di quest'anno che io ho raccontato, che ci sono già su alcuni comunicati, è che si sono aggiunte altre forze femminili nelle varie regioni. E noi possiamo dire con grande orgoglio che su 19 regioni, 15 regioni sono gestite da donne imprenditrici che arrivano a volte anche da mondi diversi da quelli dello spettacolo. Per me è una grande soddisfazione, coadiuvate o accompagnate, poi affiancate da uomini straordinari tipo Michele e tipo altri. Per carità, non è una guerra contro il assolutamente mondo maschile, però è una valorizzazione di come le donne riescono poi a tenere in piedi, anche siano resilienti queste donne, riescano a vivere questi momenti difficili con la loro energia e la loro forza. Le donne insieme alle donne sono una forza quando sono unite e si vogliono bene. Ci sono anche donne contro le donne, purtroppo. Ma in questo caso io sono sicura che le mie 15 quote rosa che io ho nel concorso sono veramente quelle che sapranno e stanno trasmettere i valori di queste Miss che stanno partecipando. Patrizia, con una patron come te non può essere che così, assolutamente. Grande donna. Patrizia, io ho la patrona in casa in realtà, come tu sai. Patrizia, invece io vedo una cosa bellissima, perché Telefriuli io la ringrazio per questo spazio che ci offre, perché Telefriuli ci dà tutto questo, ma la regia, ringrazio Francesco Snidero, Gian Domenico Ricci, Chiara Miscoria, io vedo su uno schermo Antonello Consiglio. Antonello, ciao! Ciao dalla Sicilia! Ciao Patrizia! Abbiamo la triangolazione, Telefriuli, Friuli Venezia Giulia, Patrizia che immagino sia a Roma e una bella città vicino a Noto. Antonello, dove sei? Siamo a San Lorenzo, al Lido San Lorenzo, qui vicino Noto, vicino Marzamemi, e stiamo per iniziare la selezione, stiamo per partire tra poco con la sigla. C'è anche il patrono, è qui, Salvo Consiglio. Ciao Salvo! Oh, Salvo, ecco! Salutiamo anche Salvo. Ci manchi, ti aspettiamo in Sicilia. Ragazzi, Ma certo, vedremo tutti, facciamo un gemellaggio anche col Friuli. Però Antonello, vedo con te... Ecco, ti volevo presentare Miss Sicilia, esatto, Giada Rumè, che conduce con me la serata. Ciao. Perché poi queste Miss fanno carriera, non solo, ma in televisione, ma vedi, affiancano i nostri agenti e i nostri conduttori appunto nelle serate, quindi è bravissima la nostra Miss. È vero. Guarda Patrizia, io ti dico la verità, ormai ho da 40 anni che faccio questo. Stasera sono un po' emozionato perché riuscire a creare questo incontro televisivo tra il Friuli, la Sicilia, Patrizia Mirigliani, credo che sia una cosa bellissima e anche un grande segnale, mi permetto di dirlo. Quindi davvero è bello. Poi, non lo so, Patrizia, vuoi aggiungere qualcosa? Perché Antonello, Salvo, siete liberi, tanto siamo in diretta. Allora, sicuramente va un ringraziamento alla Regione Sicilia. E loro sono bravissimi e un saluto a tutte le ragazze della Sicilia. Poi vorrei dire che... Ecco, grazie a voi. Poi voglio ringraziare Telefriuli per questa opportunità, ringraziarla perché è vicina a noi da diversi anni insieme a Michele e a Paola. Grazie di cuore a tutti quelli che stanno lavorando in questo momento, a chi ha accolto questa proposta, quindi grazie di cuore. Speriamo di poterne fare tante altre di queste sinergie. Guarda, chissà che questa non sia una partenza, insomma, vediamo l'emittente se riusciremo magari a fare altri collegamenti ben volentieri. Senti Patrizia, con grandissimo piacere, dimmi. Senti Patrizia, io ti voglio presentare
Alice, Katrin, Chiara, Caterina, Alessia, Micaela, Teresa, Jennifer, Francesca, Alessia, Sara e Eva, che sono le concorrenti di questa sera. Ci tenevo a presentartele. Oh, che meraviglia! Ciao ragazze! Tu, Antonello, cos'hai? Le mie ancora devono entrare perché la sigla non è partita, Michele. Allora, Antonello, facciamo così. Questo è il pubblico, guarda il pubblico che è qui a San Lorenzo. Salutiamo il pubblico. Bellissimo, ragazzi. Allora, Patrizia, io farei così. Io ho voluto fare, Antonello te lo dico, Patrizia sapeva di questo collegamento e ha detto ma c'è anche Antonello, ho detto lo recuperiamo. Allora, io innanzitutto saluterei con un grande applauso Patrizia Mirigliani. Grazie. Ciao Patrizia. Ciao. Grazie Patrizia. Grazie davvero. A voi. E io a questo punto, Patrizia, ti ringrazio ancora per questa intervista e ovviamente ti aspettiamo in Friuli, riusciremo a portarti in Friuli. Riusciremo a portarti in Friuli Venezia Giulia. Ecco, io farei così, ne parlo con la regia, arriva anche il messaggio ad Antonello. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi magari ci ricolleghiamo con la Sicilia, così andiamo a vedere insieme la sigla, ok? Patrizia Mirigliani, grazie. Grazie. Antonello, a dopo. Grazie Patrizia. E siamo tornati in studio, ragazzi, che bella cosa siamo riusciti a fare questa sera, grazie ai nostri ospiti. Abbiamo appena ascoltato in diretta con noi la nostra patron Patrizia Mirigliani che ci ha raccontato cose sempre interessanti come fa lei e soprattutto siamo in diretta con la Sicilia, precisamente siamo al Lido di San Lorenzo, contrada Bove Marino che è a 2 passi da Noto in provincia di Siracusa. Ciao Antonello! Vediamo la sigla, voi fate l'applauso alle ragazze, alle vostre colleghe della Sicilia e questa è la sigla che stanno organizzando gli amici dalla Sicilia. Antonello Consiglio, che è il conduttore, insieme a Salvo Consiglio, sono i 2 patron per la regione Sicilia di Miss Italia e mi fa magari, anzi io ne approfitto per salutare. Se voi volete ragazze potete rientrare, dai, le facciamo rientrare, sì, le facciamo rientrare. Io ne approfitto per salutare coloro che magari in Sicilia, pensavo già avessero preso stare qui, se non vi costringe nessuno, volete rientrare, a parte gli scherzi. Dicevo, saluto coloro che magari in Sicilia ci stanno guardando su telefriuli.it, perché ovviamente questo è possibile grazie allo streaming. Io non lo so se mi stanno sentendo gli amici Antonello. Antonello, riesci a sentirmi? Passate il microfono a Massimo Bassani intanto. Io ne approfitto. Ci sei Antonello? Siamo qui, abbiamo aperto la serata con la sigla, ecco. Ho visto. Dietro di me. Si abbassa un po' la base. Questo è l'applauso del pubblico del San Lorenzo, Lido San Lorenzo. E questo è l'applauso. Tutti collegati su telefriuli.it. Stiamo seguendo la vostra serata, il nostro collegamento, ci ha fatto piacere parlare anche con Patrizia Mirigliani. Allora te le faccio vedere. Dai, facci conoscere le tue ragazze. Eccole qua, allora partiamo. Ecco qui, guarda, io non c'ho adesso il... Vieni, entra subito Giada, mi aiuta Giada Rumè. Vai. Ci dice subito i nomi delle nostre miss. Partiamo dalla numero 1 che è Vita. Poi proseguiamo dopo Vita, salutiamo Laura, ecco dove è Laura, eccola qui, Laura, poi Luana, diciamo i nomi solamente. Vai Antonello. Abbiamo Gaia, Denise, Roberta, Carla, Sara, Aurora, Miriana, Margherita, Annabella, Leslie e Carla. Grazie Antonello. L'applauso. Applauso a voi. Antonello. Grazie di questo collegamento Michele, è stata una cosa molto molto carina, apprezzata anche dal pubblico che è qui presente, che sta seguendo su telefriuli.it il tutto. Vediamo, qualcuno che ha il telefonino su Telefriuli, me lo gira, me lo fa vedere. Sì, in tantissimi, Michele. Mi fa piacere. Allora salutiamo gli amici della Sicilia, terra che io amo e quindi grazie davvero. Antonello, io ti lascio fare il tuo lavoro. Antonello Consiglio, ti chiedo di abbracciare il fraterno amico che è Salvo Consiglio, che credo tu conosca piuttosto bene. E quindi... sì, te lo saluto. Salutamelo tanto, buon lavoro. Antonello, lo dico, ovviamente è il conduttore delle serate in Sicilia, questa sera affiancato dalla bellissima Miss Sicilia e ripeto,
Siamo amici da tanti anni e abbiamo pensato, mi è venuta l'idea di fare questa sorta di gioco insieme a loro e ci siamo riusciti. E come ha detto Patrizia, magari chissà che sia la prima di una serie che potremo mettere in piedi. Antonello, grazie e buon lavoro. Sicuramente, grazie Michele, grazie, buon lavoro a voi. Ciao. Ciao e ciao a coloro che ci stanno ancora seguendo su telefriuli.it, ovviamente dalla Sicilia, ma poi da tutto il mondo, perché il sito di Telefriuli è davvero seguitissimo. Bene, torniamo a Miss in Onda. Abbiamo visto prima un'esibizione straordinaria del Club Diamante FVG, sono prontissimi e quindi Marisa Benes, pronta ad arrivare. Nello, passa il microfono a Marisa. Eccolo qui, grazie Nello Bortoluso. Marisa. Grazie. Secondo intervento con Emanuele e Yasminè vi trasportano un po' in Spagna per una similitudine, diciamo, no? È ispirato questo ballo alla corrida. Si tratta del famoso paso doble e fa parte anche questo delle danze latinoamericane. Sono 5 danze standard che però in questo studio è difficile proporle proprio per la ristrettezza, e 5 danze latinoamericane. Questo è il paso doble. A voi con Club Diamante FVG. Ragazzi, grazie. Bravi! Bene, ed ora, adesso le ragazze della Sicilia ci fa piacere, ma adesso torniamo a parlare delle nostre Miss della nostra regione e andiamo a rivedere le candidate al titolo di Miss in Onda a gruppi di 3. Quindi iniziamo con la concorrente numero 1, 2 e 3, che sono Alice, Katrin e Chiara. Prego! Alice, concorrente numero 1. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola para mí. Yo quiero darte tu regalo hasta de Navidad. Katrin, concorrente numero 2. Es mi debilidad. Llama a tu amiga para que hagamos una actividad. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche Chiara, si nos vamos a joder. concorrente numero 3. Si nos vamos a joder. Estoy puesto, dime si estás puesta para beber. Si estás puesta para beber. Si estás puesta para beber. Si me sigues, nos vamos para los. Ringraziamo Alice, Katrin e Chiara. Prego. Prontissime la numero 4, 5 e 6, che sono Caterina, Alessia e Micaela. Caterina, concorrente numero 4. Alessia, concorrente numero 5. Micaela, numero 6. Molto bene. Grazie, potete rientrare. Poi andiamo a rivedere Teresa, Jennifer e Francesca, che sono rispettivamente le numero 7, 8 e 9. Teresa, numero 7.
Jennifer, numero 8. Que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar Francesca, numero 9. miren cómo te recorro el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola. Grazie a Teresa, Jennifer e Francesca. Grazie. E poi abbiamo 10, 11, 12, Alessia, Sara e Eva. Alessia, numero 10. Te lo ricordi quando mi chiedevi chissà che profumo al cielo, yeah. Io ti guardavo e ridevo, yeah. Ma Poi abbiamo Sara. il 13 di agosto mi perdo nello spazio, non so qual è il mio posto, hai paura di cadere, io anche se ho paura volo, buttati con me anche se E quindi abbiamo Eva. ma se la notte è giovane, sono più giovani noi, un sogno che sia vero. Grazie a Alessia, Sara e Eva. Grazie, potete rientrare. Abbiamo un microfono per Sofia? Perché io ne approfitterei di Sofia Cittaro, che è la Miss. Viene vicino a me. Miss Rocchetta Bellezza, Friuli Venezia Giulia. Buonasera Sofia. Buonasera. Allora, quante emozioni questa sera, che serata ricca, e poi a noi piacerà in ogni puntata di Miss in Onda avere un ospite che comunque ha vissuto Miss Italia in tante fasi. Tu hai vissuto le selezioni, hai vissuto le finali regionali, ti sei aggiudicata questo titolo importante e hai vissuto le prefinali. Cosa ricordi di questo percorso che ti ha portato fino a un passo davvero a quella che è la finalissima al podio? Dimmi. Beh, sicuramente l'emozione, perché ero sempre agitatissima prima di ogni selezione, finale e così via. E anche il fatto di aver comunque conosciuto altre ragazze con cui infatti abbiamo passato anche del tempo a Roma in quei 2 giorni, ed è sempre bellissimo comunque tornare qua. Senti, le emozioni delle prefinali, perché poi in realtà so che avete fatto un bel gruppo tra voi ragazze, so che andavate molto d'accordo. Cosa ricordi delle prefinali, di quelle giornate? Guardate, io vi posso garantire che innanzitutto arrivare a una prefinale di Miss Italia è un grandissimo traguardo, perché da 9-10 mila che partono restano in 180 e lei era tra queste 180, quindi insomma ce ne sono altre 9.600 che sono rimaste a casa, quindi è un grande passaggio. E lì i giorni sono veramente complicati, perché sono prove, passaggi giuria. Cosa ricordi di quelle giornate? È stata comunque un'annata particolare perché ci avevano diviso in 2 giornate, noi eravamo nella seconda giornata, quindi già avevamo saputo delle altre ragazze cosa si doveva fare. Eravate già preparate. Sì, esatto. E comunque abbiamo passato del tempo tra di noi, in ogni caso abbiamo anche avuto la possibilità nel sabato appunto di vedere Roma comunque, quindi è stato bello, abbiamo fatto tanto gruppo. Senti, se tu dovessi dare un consiglio alle ragazze che stanno partecipando a Miss Italia, a queste ragazze in questo momento, cosa diresti a loro? Secondo me di essere sempre se stessi, perché comunque magari anch'io non mi aspettavo di vincere e quella giornata ero proprio tranquilla, stranamente, e quindi ero me stessa e sono riuscita a prendere la fascia, quindi sì, di divertirsi e essere tranquilli il più possibile. A volte la tranquillità è la cosa che aiuta di più, sai. Complimenti Sara, un applauso anche per te, grazie, grazie. Io vorrei ringraziare anche i signori, se puoi passare il microfono al dottor Bassani. Signori della giuria, Nello Bortoluzzo, grazie Nello per essere qui con noi, ti ringrazio. Poi abbiamo Anna Rita Tarragoni, grazie anche a lei. Poi per Adriana Gioielli di Martignacco abbiamo la signora Adriana Bragagnolo e Moreno Celotti, grazie a voi. Tra l'altro sono qui in rappresentanza di Miluna e saranno loro ad offrire il gioiello Miluna questa sera alla vincitrice. Con noi il dottor Massimo Bassani. Dottor Bassani, abbiamo pochi secondi, un commento su questa serata, una battuta su questa serata. Una serata estremamente piacevole, con questa sorpresa di questo collegamento sia con la signora Merigliani sia con la Sicilia. Credo che sia stata una serata molto gradevole per tutti. La ringrazio molto, poi ci vedremo ovviamente nel momento delle premiazioni. Adesso andiamo con un po' di pubblicità, poi conosceremo la vincitrice del titolo di Miss in Onda e poi gli altri titoli ovviamente che andremo ad assegnare. Pubblicità! Ma noi, grazie per l'applauso, ma
Verrà il giorno che noi durante la pubblicità anche metteremo una telecamerina qui. Io sono qui che vedevo i giurati che si stavano scambiando le fasce per le premiazioni, perché adesso fra qualche istante andremo a premiare. Facciamo un applauso alla giuria, a questi ospiti, grazie, perché io li ringrazio sempre molto perché dedicano del tempo a individuare, io lo dico sempre, la più bella tra le belle, perché sono sempre belle ragazze, soprattutto simpatiche, spiritose, piace loro mettersi in gioco e questa è la forza di Miss Italia, la bellezza di Miss Italia. Queste ragazze decidono di partecipare a Miss Italia, si iscrivono e poi partecipano a un evento come questo. Quindi davvero brave e grazie ai giurati. Bene, abbiamo Club Diamante FVG. Avevamo detto, ma facciamo 2 o 3 balli? Ma figuratevi voi se io a Club Diamante ne faccio fare solo 2. Ne hanno un terzo pronto, Marisa Benes. Il terzo deve essere fatto. Il terzo deve essere fatto ed è un ballo scatenato proprio per alzare un po' l'entusiasmo e prepararci per la premiazione. Emanuele e Yasminè e vi presenteranno uno scatenato Jive. Pronti? Club Diamante FVG. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toutes les planètes, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître, c'est le soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non. Ma grazie, un altro applauso, tornate in scena, prego, tornate in scena, un altro applauso per voi e vorrei anche Marisa Benes con noi. Grazie, grazie ragazzi, complimenti. Complimenti a voi, ovviamente complimenti al Club Diamante FVG. Ci vediamo magari nelle prossime puntate, vi aspettiamo, Marisa, è una promessa. Grazie, complimenti ancora, grazie. Bene, bene, bene. Ed ora arriva un momento che oramai da 83 anni, pensate a questo concorso, 83 anni fa parte davvero della storia del nostro paese, arriva il momento di premiare. 6 saranno le ragazze premiate questa sera, le prime 3 classificate accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Perché dico finali? Perché sapete che Miss Italia ha più finali regionali, poi ci sarà la chiusura al Centro Congressi Cursal con l'elezione di Miss Friuli Venezia Giulia sabato 3 settembre. Ma andiamo a richiamare tutte le grandi protagoniste di questa serata. Le nostre concorrenti, io mi faccio da parte e lascio il palco tutto per loro e le rivediamo ancora una volta. Alice, Katrin, Chiara, Caterina, Alessia, Micaela, Teresa, Jennifer, Francesca, Alessia, Sara e Eva. Queste sono le grandi protagoniste di questa serata, di questo appuntamento su Telefriuli che vi ricordo ovviamente ogni venerdì sera vi terrà compagnia con queste ragazze, anzi lo ricordiamo ovviamente perché è molto importante per loro. Ovviamente le ragazze, le prime 3 classificate questa sera accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, però le altre potranno tutte rimettersi in gioco perché loro Miss Italia non finisce assolutamente qui, ma anzi questo è solo l'inizio di questo loro percorso. Quindi 3 questa sera regionali, poi le invitiamo ovviamente a venire a trovarci anche nelle prossime puntate. Molto bene. A questo punto io starei qui, credo che sia il luogo migliore, così lasciamo spazio alle ragazze che andranno a vincere le varie fasce per fare un passo avanti. Invito Massimo Bassani intanto a premiare la 6ª classificata. Invito il dottor Bassani a mettersi su quel lato lì, così andiamo a premiare, vediamo chi sarà la 6ª classificata. È Alice Bazzo di Trieste, concorrente numero 1, vai, proprio dalla parte opposta. Alice Bazzo di Trieste. Si posiziona qui, Alice ritorna al suo posto ma con la fascia. Ce la fai, ma certo che ce la fai. Anna Rita Tarangoni andrà a premiare la 5ª classificata.
La quinta classificata è la concorrente numero 9, Francesca Viel. La quarta classificata, Nello Bortoluzzo. Non è Nello Bortoluzzo la quarta classificata, la premia Nello Bortoluzzo la quarta classificata. È la concorrente numero 8, Jennifer Graziano, di Vito d'Asio, provincia di Pordenone. Jennifer Di Graziano. Ed ora andiamo in alto nella classifica e ricordiamo che quella che andremo a premiare ora, la terza insieme alla seconda e alla prima, accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Annalita Tarangoni, le chiedo la cortesia di premiare la terza classificata, che è la concorrente numero 7, Teresa Vidoz di Gorizia. Massimo Bassani, seconda classificata andiamo a premiare, col titolo di Miss Rocchetta Bellezza. È la concorrente numero 10, Alessia Miconi. Alessia Miconi di Maiano, seconda classificata, anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. E a questo punto per la prima classificata mi piacerebbe venisse a trovarci anche Paola Rizzotti, magari armata di microfono. Ci sei, Paola? Perché sarai tu ad assegnare il titolo, immagino, di Miss in Onda. Se volete, ragazze, le fasciate ritornino al loro posto, grazie, con la fascia ovviamente, così mi avvicino a Paola al centro. Paola, vieni al centro. Com'è andata questa serata? Ma non è una frase fatta, ma è stata una selezione, anzi una trasmissione molto emozionante, perché guarda che questo collegamento fatto telefonico con Patrizia Mirigliani e la nostra patron, con i colleghi della Sicilia, che sono anche grandi nostri amici, che stavano facendo una selezione lì, insomma, io penso che anche per le ragazze in Sicilia, ma anche per le ragazze nostre sia stata una bella esperienza, sì, quindi assolutamente sì. Pronta per premiare la prima? Sofia, vieni qui vicino. Io sai che non sono mai pronta, perché per me vincono sempre tutte. Quindi ma questa sera devi sei tu. Sì, Sofia, mi dai presente com'è andata? È andata molto bene, mi sembra. Allora, questo microfono qui lo lasci tu, perfetto. Lo consegni tu a qualcuno lì, grazie. Devi prendere Nello, mi metto da questa parte, ci mettiamo qui perché arriva il momento di premiare la vincitrice del titolo di Miss in Onda. Allungava l'occhio, a vedere chi è, fa vedere un po' chi è. L'ho visto, vediamo un po' chi è. Pronti col gioiello Miluna voi, signori, mi raccomando, perché c'è anche un bellissimo gioiello Miluna questa sera e poi c'è un altro bellissimo regalo del Parco Termale Riviera Resort, ma intanto vediamo chi si aggiudica tutto questo. Vincitrice della prima puntata di Miss in Onda è la concorrente numero... A casa io so che inizia il Toto Scommesse, ma vince questa, vince quella. Sicuramente non vince la 14, difficilmente anche la 13, ma sicuramente vince la concorrente numero 6, Micaela Del Degan di Flaibano. E lei la vincitrice, vai là, dove vai? Prima di là, prima la fascia. Poi la Paola ti consegna anche la corona. Prendila tu. Eccola qui. Un applauso. Studentessa in psicologia che si aggiudica il titolo di Miss in Onda in questa prima puntata. Ovviamente, io l'ho detto, la seconda e la terza sono ammesse alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, le altre invece potranno presentarsi per le prossime selezioni. Ma non finiscono qui i regali, perché adesso io andrei con questo biglietto per trascorrere una giornata al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Riviera. Ci saranno delle immagini dedicate a questa straordinaria struttura bellissima sul mare, Lignano Riviera. Ringraziamo la SIL, Società Imprese SPA, guardate che bella, ecco, tu Teresa potrai trascorrere una giornata in mezzo a queste piscine, potrai rilassarti e divertirti in riva al mare, perché poi questo è il bello di questa struttura straordinaria. Ringraziamo la SIL ovviamente per questo buono che viene dato e se andate a Lignano magari fate una capatina al Parco Termale Riviera Resort, perché trascorrerete sicuramente una giornata di assoluto relax. Guardate un po' queste immagini. Bene, ed ora non finiscono qui gli omaggi, perché adesso abbiamo detto che abbiamo anche i gioiellieri di Miluna, quindi Adriana Gioielli di Martignacco ti consegna questo gioiello Miluna, questo prezioso di Miluna. Un applauso anche qui.
Bene. Grazie. Ringraziamo ancora una volta Alice Bazzo, Katrin Lepic, Chiara Avetrano, Caterina Desiderio, Alessia Orlandi, Michaela Del Degan, Teresa Vidoz, Jennifer Di Graziano, Francesca Viella, Alessia Miconi, Sara Melillo, Eva Bellotto, le protagoniste di questa serata. Grazie a voi. Torniamo al centro, tu stai pure qui. Paola, vieni al centro, grazie ai nostri ospiti, grazie davvero, siete stati gentilissimi. Sofia, vieni qui vicino a me. Io ringrazio Erika nel backstage, Marisa Benes col Club Diamante FVG, ci siete? Arrivano? Arrivano. Grazie anche a Erika per il backstage, grazie anche a voi. E io li ringrazio sempre, ma questa sera meritano un applauso e un ringraziamento in più a Chiara Miscoria che è qui davanti a noi, a Francesco Snidero e al nostro regista Giandomenico Ricci, perché con tutti i collegamenti e tutto sono riusciti a fare tutto in maniera impeccabile. Quindi vi ringrazio. E ovviamente ringrazio Patrizia Mirigliani per aver accettato il nostro invito, ringrazio gli amici Antonello e Salvo Consiglio dalla Sicilia per essersi collegati con noi, perché Miss Italia è anche questo, in realtà un gruppo di amici insieme delle ragazze straordinarie, simpatiche e belle come loro. In fondo ci divertiamo insieme e forse questa è la forza e la bellezza di Miss Italia. Grazie Telefriuli, grazie a voi che ci avete seguito fino ad ora e ci vediamo venerdì prossimo con la prossima puntata di Miss in Onda. Ciao!